Buonasera, bentrovati e buona, ormai dico buona Epifania perché ormai ci siamo, insomma andiamo ad anticipare, ma ci siamo. Dove siamo? Siamo all'interno della sede comunale di San Pietro di Feletto. Stavamo discutendo fuori onda per la tua carica, stavamo scherzando, oltre ad assessore ai lavori pubblici, dicevamo ex presidente della Proloco, ex sindaco, quindi, però troppi ex non ci trovavano d'accordo e quindi buonasera anche a Loris Dalto. Buonasera a voi. Allora, perché siamo qui innanzitutto? Beh, innanzitutto perché alle nostre spalle, poi ve lo mostreremo con le immagini, abbiamo una camera. Muovere il cuore. Dicevamo perché siamo venuti a San Pietro di Feletto? Perché San Pietro di Feletto, beh, io me lo ricordo, non so se prima sentivo il sindaco che parlava con l'età degli anni 80, ha fatto il conto e aveva 10 anni, quindi mi sono venuti i brividi perché qualcosa in più io ce li ho. Tu non. Quindi a San Pietro di Feletto poi c'è questa tradizione che io non abito più a Conegliano, però per molti anni ho abitato a Conegliano, quindi mi sento un coneglianese. I coneglianesi salivano in quota, insomma, diciamo, a San Pietro di Feletto per venirsi a gustare questo spettacolo che continua, perché quanti anni, chiedo alla tradizione, alla memoria storica, Loris, quanti anni sono che nei tuoi ricordi, insomma, c'è questa tradizione del panevin fatto con la vecchia che si incendia, tutte queste cose? Beh, il panevin esiste da tantissimi anni. Io l'ho ripreso, il presidente della Proloco, negli anni 90 e abbiamo così cercato di valorizzare, ma un qualcosa che era già nota e valorizzata. L'abbiamo, diciamo, istituzionalizzata e cercando di dare un risalto extracomunale. In realtà c'era già un risalto su tutto il quartiere del Piave di questo panevin inventato da un gruppo di amici, credo negli anni 50, cappeggiati da una persona che da qualche anno non c'è più purtroppo, Ildo Ceschin, Ildo dei Doro, soprannominato, che aveva questa passione e che ha inventato la discesa della Befana dal campanile. E nel 99 abbiamo anche ricostruito proprio con interventi a lui e agli altri organizzatori di questo panevin proprio la storia del panevin dalle origini, perché il panevin nasce come sì, tradizione popolare dell'Epifania, ma era un panevin molto più modesto, era un panevin che si faceva, mi ricordo quando abbiamo ricostruito la storia, con i rovi, perché negli anni 50 la legna da ardere, quella che oggi usiamo di scarto dai boschi, delle potature, serviva per scaldarsi. Di persone che qualcuna non c'è più, esatto. Ho riconosciuto sopra il panevin un altro Ceschin, fratello di Ildo, tra l'altro Teofilo Doro, e poi c'era anche Dalcol, altro componente storico del gruppo dei panevin, e loro hanno tramandato tra l'altro questa tradizione ma anche questa passione per il panevin. Io mi ricordo primi anni 90, ero un giovane volontario della Proloco e andavamo a raccogliere con le mani la legna e con i trattori, no?
oggi impieghiamo i bracci meccanici, però nei primi anni 90 andavamo a Era farle tutto a mano, con la forca, e si caricavamo, saliva, e che fatica. Sindaco, Loris parlava di Vidor, c'è questa tradizione dell'illuminazione, delle torce che partono, arriveranno anche qui tra poco. So che lei è appena stato a Vidor perché lo svegliamo anche adesso, magari volevamo farlo alla fine, però svegliamolo adesso. Il prossimo anno cosa succederà a San Pietro di Feletto? San Pietro di Feletto sostituisce sostanzialmente quello che c'è stato a Vidor questa sera. C'è stato di fatto il passaggio della scopa che vedete qua L'abbiamo dietro. qua alle spalle. Esatto. Ecco le immagini che abbiamo ripreso, che abbiamo di questa sera, esatto. Ci sarà il passaggio di stecca, se vogliamo dirla così, alla naia, dove sostanzialmente andremo noi il prossimo anno a proporre l'accensione delle torce. Questa sera c'era anche il vescovo emerito di Vittorio Veneto, che sappiamo tutti è in scadenza di contratto, se così si può dire, fino al 30 di gennaio, per cui noi il prossimo anno faremo sostanzialmente la manifestazione che questa sera c'è stata a Vidor. Tra l'altro dirò una manifestazione importante degli alpini, al di là di tante persone che fanno parte del mondo associativo, c'era veramente anche tanta gente, tra virgolette, comune, per cui è una manifestazione sentita, un po' fredda stasera, ma è stata molto calda. Ricordo noi della nostra troupe, con le attrezzature completamente bagnate, quindi certo. Meglio un pochino di freddo piuttosto che la pioggia che aveva funestato lo scorso anno. Beh, direi che è una bella tradizione questa, come dicevi tu prima, Loris, che ha preso ulteriormente piede in questi anni, no? Sì, con l'istituzionalizzazione dei Panevin a livello del quartier del Piave, qua bisogna ricordarlo, il merito, Roberto Franceschet, presidente del consorzio del Proloco del quartier del Piave, lui li ha istituzionalizzati, li ha valorizzati e tutti i Panevin sono entrati in un circuito che ha questo come momento clou, quindi la benedizione in un paese, dove si fa il Panevin, con l'accensione delle torce, quasi le torce olimpiche, che poi da quel paese, questa sera era Vidor, abbiamo sentito il sindaco, il prossimo anno sarà San Pietro di Feletto, si diramano su tutto. A Vidor, e sono partiti da Vidor per arrivare ad accendere i Panevin del Feletto. È stata sicuramente e certamente una bella iniziativa questa, perché sta prendendo sempre più piede, poi come diceva Loris la tradizione, sindaco, insomma diciamo che a San Pietro di Feletto va un po' a coronamento di tutto quello che è la tradizione, di quello che sta avvenendo alle nostre spalle e che sentiamo movimentare un po' la piazza del comune, perché mi pare che ci sia già abbastanza gente, però la gente non è mai stato un problema. Non è mai stato un problema, ecco. Fortunatamente, perché lo spettacolo, diciamo, possiamo dircelo, è unico. Sì. Nel senso che diamo qualcosa come immagine del Panevin, qualcosa di diverso da tutti gli altri Panevin. Ognuno ha la sua peculiarità, però il fatto di avere la Befana, la Vecchia, che scende verso il falò con la tensione del caso, perché scende, parte, torna, sicuramente è uno spettacolo diverso rispetto a quello che è il Panevin tradizionale, anche il Panevin legato forse alle tradizioni di una volta, che mi preme ricordare anche nei nostri paesi ogni famiglia faceva il suo Panevin. Ogni famiglia. Era il modo per trovarsi, no? Adesso c'è questa limitazione, fortunatamente, sfortunatamente, prima ti sentivo parlare appunto di queste fascine messe un po' così, cioè, andava bene tutto. Io mi ricordo che, adesso magari non dovevamo dirlo, però insomma c'erano anche i copertoni a farla da padrone, no? Quindi adesso se ti vedono un copertone qui siamo finiti, no? Giustamente da quel lato là. Però ripeto, la tradizione era anche quella, perché non possiamo negarla, Diciamo che ogni famiglia, io mi ricordo la mia famiglia, ma la mia come tante, c'era il Panevin
chiaramente era un appuntamento che non si poteva assolutamente mancare. Le famiglie vicino venivano a casa nostra, era un panevin tradizionale senza tante pretese, però era un modo per stare insieme, c'era il vin brûlé e la pinza. Adesso qualcosa in più sicuramente c'è, perché ovviamente bisogna dare anche supporto alle centinaia di persone che fortunatamente vengono a vedere. Qui d'alto noi pensiamo di aver individuato, a parte la banda adesso, ma nelle immagini prima pensiamo di aver individuato anche l'attuale presidente della Proloco. Ecco, in queste immagini qui mi pare che sia quel ragazzo dietro che sta arrivando adesso, quello che sta servendo, pare che sia lui, dicono, io da giovane non lo conoscevo, Arcangelo, però mi hanno detto che dovrebbe essere lui. Guarda, quello dietro laggiù, ce lo confermi? Non lo vedi? Non lo vedo, ma... Fai andare avanti l'immagine. Ma lo posso confermare, nel senso posso confermare È lui? Aspetta che arriva il nostro... quello lì, sì. Quello sì. Potrebbe essere lui? È lui. Bene, l'abbiamo inquadrato, insomma, possiamo rovinarlo con queste immagini, perché Direi di sì, direi di sì. No, però non lo facciamo. No, siamo troppo buoni e quindi non lo facciamo. Quindi. Qui c'è la banda, questa è la tradizione, la banda in queste annate. Quest'anno, per esempio, e anche lo scorso anno, mi pare è stata sostituita dal complesso, quindi ci si adegua con questo, anche perché fa abbastanza freddo, bisogna scaldarsi un attimino e bere qualche cosa. Lei sa il menù che propongono qui? Non è a conoscenza. Immagino che sia un menù tradizionale. Panini, che ci saranno onti o non onti, bisonti o non bisonti. Però la pinza fatta dalla Proloco direttamente. Ecco. Che sicuramente quella è, come si può dire, più genuina possibile, perché la fanno le signore della Proloco, per cui dobbiamo dar credito al fatto che sarà sicuramente buonissima. Sì, sicuramente buonissima. Regia, riusciamo a vedere allora le immagini del 2000, perché oltre a quelle dell'80 abbiamo anche quelle del 2000, che sono un po' diverse. Qui abbiamo bisogno di una spiegazione, Loris o Christian. Qui cosa succedeva? Perché ci sono due... spiegalo a uno che non è di San Pietro de Felletto, perché due befane che cosa fanno? Baruffa? Cosa c'è? Io direi che piuttosto che parlare intanto delle befane bisognerebbe parlare di chi era la guida dei mezzi. Due personaggi molto coloriti, ma che hanno dato effettivamente tanto a quello che è il Panevin nel comune di San Pietro di Feletto. L'immagine di prima era a Conegliano, no? A Conegliano, sì, a Conegliano, perché a Conegliano andavano a sponsorizzare quello che era la serata sostanzialmente del Panevin di Rua e anche quello di San Pietro, perché uno dei due camion era la vecchia del Panevin quindi di San Pietro. Si scontravano in maniera goliardica, ovviamente. Chiaro. Però questo era l'intento, di far capire alle persone di Conegliano che comunque la possibilità di vedere era addirittura di due Panevin. Qui dovevano essere sì, davanti alla stazione, ma dovevano essere ben saldi alla guida, perché metti caso che scappasse qualcosa, altro che panevin e altro che befane scontrate lì. E qui poi c'è la carovana, passa per il centro di Conegliano, qui, esatto. È in pieno via Carducci. Sì, vedete che c'era anche il vigile. Sì, il vigile effettivo, con tanto di cappello. Non so se fosse il comandante Malamace di adesso, ma mi pare di no. Quindi, e qui invece si saliva verso qui San Pietro di Feletto. Sopra San Michele, per cui arrivavano verso Santa Maria e dopo chi andava verso San Pietro, chi andava verso Rua. Eccolo qua, questo voi che lo conoscevate, insomma, è il personaggio di cui parlava prima Loris, che raccontava anche un altro aneddoto, quello che si vedeva una marea di persone salire verso San Pietro di Feletto, e tu o chi per te continuavate a dire ma bisogna fare qualcosa qui con queste macchine. E qual era la risposta simpatica che ti dicevano? Allora, sì, ricordavo che per qualche anno da presidente coordinavo le attività del Panevin, che non è una cosa facile, mica semplice, perché sì. Le corde all'epoca non c'era il copertone, ma avevamo una buona quantità di gasolio per inzuppare queste corde, che tra l'altro non era neanche non erano facili da reperire. Mi ricordo andavamo da una ditta specializzata di Pordenone a recuperarle. Anche perché immagino che ci saranno stati dei controlli per essere sicure. Venivano realizzate da dei volontari della Proloco con una corda di acciaio
e venivano annodate praticamente in modo che non cadessero. Ogni 20 centimetri si faceva un laccio, le ho fatte anch'io qualche volta, in modo da legarle a questa corda di acciaio. Le corde non potevano essere issate prima perché, essendo imbevute di cherosene, veniva giù, insomma, per gravità, e quindi bisognava farle all'atto pochi istanti prima dell'accensione. E tutta questa cosa si coordinava dall'alto del campanile. Da sopra ci sono delle persone che tiravano su queste corde con molta attenzione, perché non era neanche un mestiere o un'attività facile. Ogni tanto qualcosa andava storto, per cui quando avevi tirato su quasi di 30-35 metri la corda cadeva, e da sopra però si aveva la visione del panorama di ciò che stava sotto, ed era il marketing di Ildo che andava a fare il giro di Conegliano, San Pietro, qua quei paesi, che aveva ormai il suo nome del Panevin di Rua. C'era tutto il quartiere del Piave e il Coneglianese che salivano. Allora vedevi un tormentone di auto nella Castella e nella Guizza, tutte queste auto che poi arrivavano a Rua, paese piccolo, non c'era spazio, parcheggiavano ovunque. Finito il Panevin bisognava ritornare a casa, e c'erano di quegli ingorghi. Io mi ricordo, ero poco più che ragazzino, lavoravo in comune e dicevo al nostro vigile, ma fa qualcosa, il prossimo anno dobbiamo così organizzarci un po' meglio. E la risposta di un'altra persona, simbolo dei vigili di San Pietro, che è Luigino, era: poi domattina gli andati a casa tutti. E così effettivamente accadeva. E non aveva tutti i torti. Qualche eresia. Ma alla fine tutti andavano a casa, e fortunatamente sempre è andato tutto bene. Insomma. E qui vediamo l'immagine che tra poco vedremo dal vivo, insomma, con le nostre immagini. Prima qualcuno diceva, ma sembra che il campanile prenda fuoco. È un bellissimo spettacolo. Io l'ho visto diverse volte negli anni. È veramente uno spettacolo particolare, e che ti fa stare lì a guardare a bocca aperta. Cioè, la cosa bella è proprio questa, quando parte la Befana, che non si sa se effettivamente riesce a entrare nel Panevin oppure si ferma prima, perché magari c'è l'intoppo, per cui anche la gente sotto comincia a dire... Poi è un po' giocata questa cosa, no? Ovviamente giocata, perché chiaramente siamo un po' alla Paglio del Siena, bravissimo, no? Quindi il cavallo entrante, sì. come ha detto ieri Sofia Goggia. Diciamo che le immagini di prima, rapportate ai giorni nostri, con tutto quello che è sicurezza, un po' stonano. No? Sì, stona, perché bellissime le corde infuocate, ma sono state sostituite ovviamente da luci LED che fanno il loro mestiere. Anche prima, quando si vedevano le immagini negli anni 80, che insomma cominciava a salire il Panevin. Benvenuto a tutti nella piazza di Rua. Adesso invece ovviamente tutti quanti. Noto invece con piacere, e questo lo riferisco anche all'assessore, che c'era l'albero illuminato di Natale. Sì. Che è il vostro cedro secolare. Il nostro cedro, che si dice sia del 1905, e poi probabilmente c'è, di quell'anno là era illuminato. Dovremmo pensare a rinverdire quel... Perché adesso non lo è, sindaco? No, ma è stato tagliato non tanti anni fa, per cui diciamo che andare a illuminarlo sicuramente, purtroppo il giorno d'oggi, ha un costo non indifferente, oltre al fatto che bisogna trovare ditte specializzate, insomma tutta una serie di implicazioni. Pensateci, perché diventerebbe veramente un vostro biglietto da visita. Assolutamente sì, perché era visibile ovviamente da tutto il quartiere del Piave. Esatto. Poi qui avete questa piazza, insomma, parlo al sindaco attuale, parlo all'ex sindaco, insomma, avete questa piazza di fronte al municipio che è incantevole, che si presta a mille cose, insomma, da fare, per valorizzare anche questo paese. Sì, certo, le cose da fare sono tante, avendo appunto, come dici tu, una location, diciamolo in inglese, molto molto bella. Evidentemente le idee sono tante, bisogna però fare i conti purtroppo con quello che sono i costi del giorno d'oggi, che per un ente non è facile sopportare, però insomma, ripeto, l'importante è avere l'idea, prima o dopo lo spazio per inserire qualcosa di positivo all'interno dell'idea c'è.
dovremmo ripartire da tutte queste buone intenzioni. Chiaramente. Beh, insomma, già il prossimo anno, quando sarete sede di partenza, diciamo così, insomma, avrete l'occasione per qualificare ulteriormente, no? Perché tra l'altro si ragionava prima con Arcangelo, il presidente della Proloco, che è una bella manifestazione, il prossimo anno averla qua è sicuramente una bella cosa, però questo implica il fatto che avremo dei tempi molto più lunghi da gestire, no? Sì. Per cui dovremo anche trovare l'alternativa perché le persone che vengono a Rua rimangano finché si accende il Panevin. E anche per non, diciamo, togliere una tradizione, quella che è alle spalle nostra, no, che è assodata. Assolutamente sì, dobbiamo valorizzarla invece che toglierla, sì. No? Per cui dovremmo pensare, insomma, abbiamo un anno di tempo davanti per ragionare su come creare questo evento e come supportarlo affinché appunto le persone rimangano a Rua. Soddisfatte. Esatto, a Rua. sì. Loris, il sindaco parlava di Proloco, tu hai fatto parte anche della Proloco. Indubbiamente aspettiamo magari quando arriverà anche il Presidente, però c'è indubbiamente da fare un grande elogio per tutti i volontari della Proloco, per tutti i volontari che danno una mano, che hanno fatto questa pira. Quanti metri? Non abbiamo detto di quanti metri è, non lo sappiamo. 5 metri? Ah, 5 metri. 5 perché la normativa impone i 5 metri. Ah, giusto, metri. perché c'è questa normativa, deve essere ad una certa distanza. Qualcuno ha una deroga, ma è una deroga che... Qual è la deroga? Quella di Arcade? Di Arcade, sì, ma è una deroga specifica. Noi stiamo alla pari della legge, 5 metri sono 5 metri. 5 metri sono 5 metri, quindi va bene. Dicevo, i volontari sono fondamentali. I volontari sono una risorsa per il territorio e vediamo molte delle attività che riusciamo a fare nell'amministrazione pubblica si fanno grazie all'attività dei volontari. Noi abbiamo la fortuna di avere una Proloco, ma alcune associazioni sul territorio, molte direi, non alcune, associazioni sul territorio che si danno veramente molto da fare, ognuno ha la frazione per fare, lo vediamo questa sera, Santa Maria è animata dal Panevin, San Pietro è animato dal Panevin, Proloco è animato dal Panevin. E quindi si crea un movimento, si creano delle attività, diversamente il paese sarebbe morto, nel senso non essendoci attività che aperte a queste ore, voglio dire, sarebbe una vigilia all'Epifania triste. Ma così succede gran parte dell'anno. Ricordiamo che da aprile fino a settembre praticamente c'è sempre qualche attività curata da qualche associazione, la festa di qua, la festa di là, la mostra dei vini e via dicendo. E in tutto questo certamente la Proloco e il suo presidente, bisogna ricordarlo, che ci sta mettendo l'anima in quello che fa, insomma, dà un impulso a tutte queste attività. Volevo dire una cosa in merito all'altezza dei 5 metri. Il sindaco sottolineava prima il rispetto delle regole. Con il presidente Franceschet, durante la mia presidenza della Proloco, abbiamo introdotto i Panevin ecologici, abbiamo cominciato a dare delle regole non solo ai fini della sicurezza, ma anche ai fini ecologici. Ecco che le corde che mi piacevano tanto sono state sparite, non abbiamo più avuto il problema di ricercare l'azienda che produceva la canapa, perché erano fatte in canapa, e le abbiamo sostituite con le luci a LED ecologiche, consumano poco e non danno alcun tipo di problema. La legna è stata bandita, la legna delle viti, solo legna di bosco, e dimensioni di Panevin ridotte, insomma, non i 20 metri, i 15 metri a cui ci eravamo abituati, proprio per dare un segnale e per rispondere anche a quella parte della cittadinanza che ha a cuore il PM di Iesi, diciamo, perché bisogna dirlo, qualche problemino. Problemino c'era. Allora si è cercato di coniugare la tradizione con la sacrosanta esigenza di tutelare l'aria e l'ambiente in cui viviamo. Un peccato, perché la gara e la competizione poi era
a chi saliva di più, no? A chi andava più in alto. Poi si sono viste anche delle cose... Era tendenzialmente una bella competizione, che però dopo sappiamo come siamo noi italiani. Esatto. No? Tendiamo ad esagerare. Esatto, per cui la competizione si trasformava effettivamente anche in qualcosa di pericoloso. Sì. Volevo sottolineare una cosa, Mirko, rispetto a prima che eravamo a Vidor. La presenza di tanti giovani. Per fortuna? Per fortuna, perché all'inizio con il sindaco Bailo di Vidor dicevo però mi sembra che la presenza sia così un po' attempata, perché i capelli sono abbastanza bianchi per tutti. In realtà dopo sono arrivati tante famiglie, tanti giovani, e credo che questa sia veramente la chiave di lettura su cui noi dobbiamo cercare di puntare per dire la tradizione verrà rispettata, perché se il giovane conosce la tradizione da bambino, da adolescente, è più facile che porti avanti anche quando è adulto. E noi una delle intenzioni per il prossimo anno sarà quello di coinvolgere le scuole, perché come diceva Loris prima, fortunatamente non c'è solo il Panevin di Rua, abbiamo il Panevin a San Pietro di Feletto, abbiamo il Panevin a Santa Maria di Feletto, gli amici di Antica Pieve la 4 ottobre sono impegnati anche quest'anno, e dobbiamo cercare tutti insieme di valorizzare appunto il lavoro e così far capire ai giovani che non è una tradizione buttata là, non si va soltanto a bere il brulè o il tè caldo, ma è una tradizione che viene tramandata da centinaia di anni, e dobbiamo ricordare ai nostri ragazzi perché i nostri vecchi l'avevano tramandata, per cui secondo me sarà proprio quello, il prossimo anno dovremo tentare di coinvolgere assolutamente le scuole. Beh, direi che è vero, no? Quindi immagino che anche tu sia d'accordo, anche perché un ricambio generazionale è sempre più difficile da avere, perché vediamo anche nelle varie pro loco c'è anche la difficoltà poi di trovare persone, veramente di volontari che vengano a fare, a lavorare, diciamo, perché devono produrre. Sì, anche se notavo, sempre guardando le immagini, che quelle persone che erano sopra il Panevin, quelle persone che lavoravano attorno al Panevin, i figli hanno lavorato e oggi ci sono i figli dei figli. Chiaro. Quindi appartenere ad un'associazione, sentire di fare il bene comune, si tramanda poi da padre in figlio, e oggi noi abbiamo i nipoti di quei nonni che erano sopra il Panevin, che sono qui in Proloco, ma la stessa cosa avviene anche nelle altre associazioni, e quindi questo è importantissimo. E questo aiuta anche a mantenere vivi alcuni legami, alcune tradizioni, perché se non fosse così perderemo tutto veramente. In effetti hai ragione, perché sono poi bellissime da vedere, perché poi quando erano nastri tuoi questi? Alcuni sì. Quindi sono dei ricordi veramente indelebili. Dopo 25 anni le mitiche videocassette, immagino. Accorgendomi che il tempo è passato anche per me. Ma sai quando ti accorgi? Quando siamo passati dalle videocassette, poi siamo passati ai DVD, poi adesso ci hanno eliminato anche i DVD e siamo con le chiavette, quindi la tecnologia va avanti. L'unica cosa che resiste è il Panevin. È il Panevin. E non è da poco. Stiamo sentendo scoppi alle nostre spalle. È ormai là. Ci potete mostrare quello che sta succedendo, ragazzi, oppure ancora buio? A che ora viene acceso il Panevin, Loris? Ma generalmente viene acceso alle 9, alle no? 21 in punto. Io ricordo che tra l'altro quando ho smesso di fare il presidente, ho cominciato a fare l'amministratore, ho fatto anche il tedoforo, per cui andavo a prendere quindi conosci. Ricordo, fino a qualche anno fa l'ho fatto, ricordo la faticaccia, perché si prende nel comune, eccoli qua, si prende alcuni di quei signori hanno corso anche con me, no? Forse ci sono anch'io qua, però partivamo da Crevada e facevamo con le fiaccole, che tra l'altro sono anche un disturbo alla corsa, facevamo San Michele, Santa Maria, accensione del Panevin di San Michele, poi quello di Santa Maria, San Pietro e Rua, quindi c'era anche un bello sforzo fisico. Io mi ricordo che il primo anno ci fu anche qualche problemino, perché ti trovavi sulle strade questo gruppo che andava e dovevi anche stare attento, perché insomma però è stata una cosa che sta andando avanti, è andata avanti, come dicevamo,
ed è bella da vedere. Sì, va avanti, oggi viene fatta in assoluta sicurezza, nel senso con la scorta della macchina della Non protezione prendete civile. paura, scusami, non prendete paura, non è il campanile che sta prendendo fuoco, sono le immagini di repertorio. Sono immagini di repertorio che effettivamente, però bella, molto bella, ecco. Un aneddoto sopra, ti gustavi il panorama, le macchine, però vedevi quello che... Però il fumo, se c'era l'anno giusto che il fumo andava contro, ti veniva contro, scendevi. Perché spieghiamolo un po', cioè adesso quando getteranno, quando faranno scendere la Befana, c'è una persona su che prende la direzione, no? Ce n'è più di una, che coordina e che fa in modo, e c'è quella persona, tra l'altro altro figlio di uno degli organizzatori storici, che manovra il cavo della Befana, insomma, che ha tutta la sua tecnica e ingegneristica proprio di costruzione, perché ragazzi, non è da tutti, insomma. E poi non è anche da tutti. Voi avete la fortuna poi di avere questo bellissimo campanile, la bellissima chiesa alle spalle e questo luogo dove poter fare questo. Insomma, mi pare, Sindaco, che non tutti i paesi abbiano questa possibilità, no? Diciamo che la fortuna è avere sicuramente un bellissimo campanile e dove si fa effettivamente il pane vin è fondamentale. È fondamentale, e grazie a Don Adriano che come ogni anno mette a disposizione l'area, insomma, possiamo continuare a gustare di questa tradizione. Collaborazione fattiva e necessaria, perché evidentemente in casa d'altri non potremo fare quello che vogliamo. Fortunatamente Don Adriano è sensibile a questo tipo di manifestazioni e continua a supportare la Proloco e l'amministrazione nell'organizzazione. E poi c'è questa tradizione, diciamo, che si va a esaminare le faville dove vanno, e qui mi puoi aiutare, quindi è sempre abbastanza complicato, no? Lei Sindaco com'è con allora, le faville? Io non pronostico mai, perché cerco sempre di capire da dove vanno prima, però effettivamente non ho mai capito se sia una cosa che effettivamente funziona a sera o a mattina. Anche là dicono che sia una tradizione, proprio che sia... sì, se il Fungel va a sera poi da Piencaliera, mi sembra sia così, no? Per cui se il Fungel va a mattina, cioè si sa che va a Farina. Questo era un po' quello che ci dicevamo anche da ragazzi. Beh, vediamo stasera, negli ultimi anni non era proprio così, non era neanche mai chiaro se era da una parte o dall'altra. Bravo, stavo per dirlo io, perché quelli che stanno sotto vicinante lì, cioè non ci capiscono nulla. Tendenzialmente, ma dove va ste faville? A destra, a sinistra? Faville ignave, come si dice, non sanno dove andare. Esatto, quindi per noi auguriamoci che sia un anno, insomma, lo abbiamo appena iniziato, auguriamoci che sia un anno buono, Sindaco, insomma, voi di propositi buoni ne avete, immagino, no? Sì, noi abbiamo tanti buoni propositi. Io credo che il miglior proposito che possiamo augurarci sia quello che ci sia finalmente un po' di pace nel mondo. È un discorso, sembra fatto, che però sembra trito e ritiro, però la situazione non è proprio così rosea, e lo vediamo, le ricadute le conosciamo tutti anche da un punto di vista economico. Speriamo che insomma il 2025 porti una ventata di pace. Innanzitutto c'è si sente anche tra la gente la voglia che insomma qualcosa possa migliorare. Speriamo che effettivamente quest'anno porti qualcosa di nuovo e porti soprattutto pace e serenità e salute, perché purtroppo la salute è fondamentale, per fortuna è fondamentale. E dopo tutto quello che potremo fare a livello di amministrazione lo faremo, compreso il fatto di organizzare la prossima accensione del fuoco per il Panevin del 2026. Lì avete preso già le misure, insomma, siete andati a vedere. Già misurato quello che serve, insomma siamo sul pezzo. Siete sul pezzo. Per il tuo assessorato ormai che siamo, quindi cosa sarà un 2025? L'albero di Natale il prossimo anno, mi pare l'input del sindaco sia questo. Fatevelo portare non da Cortina, perché ce l'hanno già da qualche parte, non lo so. L'albero ce l'abbiamo. Ce l'avete? Quindi dovremmo trovare le risorse. Allora vabbè, troviamo queste risorse e facciamo questa cosa. Allora, non so come siamo, se ci sono le immagini, c'è qualcosa, si sta
illuminando? Come continuiamo? Perché anche per liberare i nostri due ospiti gentilissimi che sono venuti questa sera qui con noi siamo, lo ripeto per chi si fosse posto soltanto in ascolto adesso, siamo in diretta, come vedete, live da San Pietro di Feletto. Rua, perché molti dicono vai a Rua, giusto? Sì, siamo frazione di Rua di San Pietro di Feletto, quindi insomma la dicitura è quella giusta. Quindi siete ancora in tempo a salire, se state guardando e avete visto che ancora non è stato dato fuoco al Panevin, al falò, la veccia è ancora salva. Eccola qua. Allora, arrivano i tedofori intanto, esatto. E questa è la cosa che diceva prima il sindaco, di cui insomma il prossimo anno tutti i tedofori partiranno da qua. Da Rua, esatto, e si dirameranno ovviamente verso tutti i Panevin. Sì. Questa sera, ad esempio, da Vidor la staffetta più lunga era di 32 km, che era quella che raggiungeva Revine Lago. Per cui insomma le diramazioni sono tante e adesso arrivano i tedofori e qua è di fatto sostanzialmente l'inizio di quello che è l'accensione del Panevin. Tu quanti chilometri hai fatto, Loris? 32? Ne facevamo, noi baravamo, no, dipendeva dalla località da dove si partiva, ma se parti da Vidor non puoi arrivare alle 7 di sera. A meno che tu non montassi in auto, dopo barassi. Montavamo in auto, però l'accensione dei Panevin del Feletto veniva fatta e si partiva da Crevada, San Michele, Santa Maria, Rua e San Pietro. E Lori si prende tanti così, lui l'ho fatto anch'io, Ah sì? Con la macchina della protezione civile. Cioè stava attento a Loris che non scappasse, che si comportasse bene. Sì, lo stiamo vedendo e adesso i tedofori daranno il via, esatto, a quello che è l'iniziativa per cui siamo saliti per l'ennesima volta a San Pietro di Feletto. Eccolo qui. E signori miei, allora 5 gennaio, ore 21, si accende il Panevin di San Pietro di Feletto, frazione di Rua, ed eccolo qua che insomma... Il fascio viene portato in altezza, ovviamente. Dimmi, non ho capito. Il fascio verrà portato in altezza. Sì, chiaro, ecco. E quindi... Da lì inizieranno le danze, sperando che la nostra vecchia non faccia si decida presto subito a deve andare, perché sennò diventa... subito, senza pensieri. Non ha più scampo comunque. Sì, perché noi volevamo mettere anche un nostro cameraman proprio però ce l'hanno sconsigliato. Sì, ce l'hanno sconsigliato. Poteva fare la fine della vecchia. Sì, esatto, quindi non voleva, non era ancora giunto in età di pensionamento, no. quindi lo abbiamo salvato, insomma. Ecco, quindi qui adesso sale la fiamma in pratica, esatto, no? Sì. La tirano su dall'alto. E ovviamente vedete che non è facile perché insomma va su molto molto lenta, ma fa parte ovviamente dell'attesa del momento. Non abbiamo un'immagine che ci mostra quanta gente c'è, tanto no, non vediamo, a parte che non si vede nulla, però insomma un po' di teste le vedevamo prima di uscire e farci massacrare dal pubblico che c'è fuori, che attende la vecchia, che attende il fuoco e attende poi di scatenarsi al buffet. Diciamo che dall'entrata dei tedofori che abbiamo visto, insomma, la gente era tanta, perché insomma, le riprese erano vicine, però insomma, era una bella corposa la presenza, per cui sicuramente sarà una presenza numerosa. Quindi vedete la spettacolarità di questo atto, che è un atto semplice, come dicevamo prima, però ha tutta la sua tradizione, ha tutta la sua importanza, quindi è il bello proprio di scoprirlo, di rivederlo. Quello che differenzia il Panevin di Rua dagli altri Panevin. Dagli altri Panevin, quindi sì, è proprio la classica storia. Quando una volta ti dicevi andiamo al Panevin, andiamo a Rua, andiamo a San Pietro di Feletto, ed era assodato. Qui passiamo di fronte in pratica la fiamma passa di fronte all'orologio, esatto, che segna le 9:10. Speriamo non si blocchi, suonano le campane, speriamo non si blocchi. Ah, che bella questa immagine. Altra cosa, magari si suonavano le campane. E c'era un po' di confusione. Diciamo che le cuffie sono obbligatorie. Beh sì, a questo punto sì. Ecco, adesso le fiamme, la fiaccola, chiamiamola così, è salita, è arrivata. Lì ci sono i vostri
manovratori fumieri che dirigeranno il traffico, e la Veccia dovrebbe arrivare, no? Adesso sale. La Veccia... Adesso è ancora viva? Sì, pensava di aver scampo, ma invece... Che poi è una tradizione, è una bella tradizione, perché sì. Insomma poi qualcuno aveva, anche il nostro editore, anche il nostro Gianfranco diceva, però c'è la vecchia che dà i dolciumi ai bambini e poi la bruciano. No. Però è una... Sì, ma questa è più vecchia dell'altra vecchia. Sì. Sì, per cui questa è quindi già passata. Questa si può questa fare. È recuperabile. Questa si può fare. Che non vi vengano in mente altre cose. Sì, eccola qua. Ecco che si è incendiata. Però vedi, lo spettacolo... Allora, anche dietro la realizzazione della Veccia ci sono i segreti. E io ricordo, quando partecipavo attivamente, c'erano le signore degli organizzatori del Panevin, di questo Illo, dal Colle, che realizzavano, proprio cucivano sta Veccia, e il segreto era che la Veccia non cadesse a pezzi prima di non essere bruciata completamente. No? E quindi si girava, si andava a casa di queste persone in cerca per vedere come si faceva, specialmente nei primi anni in cui la Proloco ha preso in mano l'organizzazione, perché bisognava imparare. Non deve essere una cosa semplice. No, è una roba complessa e non era proprio, abbiamo studiato poi queste persone. È il quarto tentativo questo. Non va. Passeranno 10, 11, no. Adesso quando perdi i pezzi così è brutto segno. Ecco, è l'ultimo volo questo. Eccola qua. Però gli è rimasta è fatta bene, abbiamo imparato bene. Sì, effettivamente. Vediamo se aveva ragione Loris. No, ne fa un altro, Arde ancora, e quindi però sì, continua a perdere pezzetti importanti, Adesso vediamo se perché poi ci dovrebbe essere anche l'applauso del pubblico presente, mi pare, no? Di solito così si fa, quindi il cameraman viene bruciato. Eccola qua, e adesso ha preso eccola qua. Abbiamo sentito alle nostre spalle il boato delle persone che sono qui a San Pietro di Feletto, e allora noi con queste immagini, niente, c'è Ceschin che non ci vuole far andare a vedere dal vivo il falò, quindi o ci legano qui tutta la notte, oppure c'è il presidente. Sì, presidente, chiamatelo, però fatelo venire, perché lui sarà già impegnato a vendere panini, quindi sta lavorando, ho capito. Però noi, ecco, sotto chi c'è? Ci sono sempre gli operatori, sì, perché ovviamente la recensione non è solo da sopra, ma viene acceso anche da sotto, evidentemente, per dare... Quanto dura poi il fuoco? Ma il fuoco, adesso dirti in termini numerici non saprei. So che se tu vieni domani mattina sta ancora così bruciando. Domani fortunatamente mettono anche un po' di pioggia, per cui aiuterà sicuramente allo spegnimento, ma se tu lasci là tutto quello che è la cenere, vieni qua tra una settimana e comunque c'è ancora. La brace c'è ancora. Copertoni non ce ne sono lì. No. Copertoni, ci sono i bancali, copertoni sono stati eliminati. Erano anche simpatici quei bei sibili che si sentivano, che ti facevano capire che insomma qualche prodottino particolare c'era. Ha preso bene qui, ragazzi. Sì. Ha preso molto bene. Mettiamo l'audio, sì. Ultimo Panevin del secolo e del millennio. In questo luogo, dove un tempo si ergeva l'antico eremo dei frati camaldolesi, che lo avevano scelto per la salubrità dell'aria e per l'incanto dell'ambiente naturale, per i vasti panorami che si aprivano sulla vasta pianura e sulla larga cerchia dei monti, da più di 30 anni ci si ritrova per il rito di fuoco, più conservato nel quartier del Piave. Il fuoco, che verrà appiccato al Panevin,
Proviene dall'abbazia di Vidor, dove è stato benedetto, e andrà ad accendere i panevin degli altri paesi del comune. Lo stesso fuoco accenderà altri 42 panevin sparsi per la vallata. Un ringraziamento al gruppo Marciatori di Conegliano per la disponibilità e la collaborazione. La tradizione del fuoco fa parte degli antichissimi riti agrari nati con l'uomo preistorico. Aveva il significato dell'esorcismo contro l'inverno, che genera la morte arborea, e conteneva in sé la capacità di rigenerare la fertilità della terra. Il suo calore invitava la gente a stare insieme e metteva in fuga il gelo della solitudine. La tradizione vuole che dalla direzione presa dal fumo del falò si traggano le indicazioni sull'annata agricola e più in generale su quella economica. Recita il detto: fu una sera poenta bien cagliera, fu una mattina ciol su la sporta e va a farina. La vecia, simbolo di maleficio, si consumava bruciando e con essa scomparivano i germi della disgrazia e la morte veniva espulsa dalla comunità. Non a caso erano i bambini stessi, simbolo della vita, a preparare il fantoggio. I bambini, osservando le buische che danzavano in cielo, recitavano la filastrocca: Cirulin che cirulava, senza ali lui volava, senza becco lui beccava, Cirulin che cirulava. A Rua, come nel resto del quartiere del Piave, la tradizione del panevin trova le sue origini in tempi remoti. Negli anni 15-18, in località La Vegna, colle che domina la vallata est di Rua, la famiglia dei Doro bruciava la legna ricavata dal taglio del bosco la sera del 5 gennaio. Il panevin della Vegna, col passar degli anni, diventa il punto di ritrovo dei paesani a cui la famiglia Ceschin, detta dei Doro, per loro nascosto nei tronchi dei castagni durante la Prima Guerra Mondiale, offre vino e pinza. A partire dagli anni 60, il panevin si trasferisce in questa piazza, grazie alla volontà di uno dei componenti della famiglia Ceschin, un tal Ilto, che desiderava mantenere la tradizione del panevin in quanto, dopo la divisione della famiglia stessa, non era più possibile celebrare il rito stesso presso la Vegna. Grazie all'aiuto di Franco Dal Colle e degli amici del paese, in particolare di Renato Titton, il panevin dei Doro diventa il panevin della comunità. E visto il crescente afflusso di spettatori, non solo del paese, dovuto alla suggestione che il luogo creava, dalla fantasia degli artefici del falò ruense, con la collaborazione delle rispettive mogli e della signora Adriana Antiga, nasce la vecia che dalla sommità del campanile, accesa come torcia, scende per accendere il gran falò nella piazza sottostante. Da allora la vecia, curata nei minimi particolari, alcuni giorni prima di bruciare rimane esposta nella piazza del paese, dove genera la curiosità dei passanti, e su di essa nascono ogni anno 1000 storie accese dalla fantasia. Cosa nasconde nella sua borsetta e cosa nasconde sotto la sottana? A questi quesiti da sempre solo lui, Ilto dei Doro, può dare una risposta prima di assistere ancora una volta alla spettacolare discesa dal campanile della vecia. Con l'auspicio che il fum vada a sera, ricordiamo a tutti i presenti che ci sarà pinza e vin brûlé, come vuole la tradizione.
Allora, l'audio era degli anni 90, no? Mi hanno detto, quindi lo abbiamo abbinato però alle immagini che abbiamo visto e con il sindaco e con Loris Dalto abbiamo cercato di, ecco, bella questa immagine che ci mandano, di capire da che parte vanno ste faville, da che parte vanno. E c'è qualche problemino, non riusciamo mica a capirlo da qua, perché se ci liberano noi usciamo e capiamo, però se non arriva il presidente della Proloco, lui ci potrà spiegare, no? Il presidente della Proloco sa tutto. Tu all'epoca quando eri presidente della Proloco sapevi tutto? Guardavo dall'alto. Guardavi dall'alto perché eri sopra? E allora lì se era... andava male il fumo, il pane vingo oltre ti veniva tutto addosso. Sì, ero fumicato. Comunque, come dicevamo fuori onda, bellissimo colpo d'occhio così, bellissimo. Sì. Bellissimo perché poi il campanile alle spalle, la gente qui davanti. Tante persone e tanti bambini. E tanti bambini, sì. È una tradizione che è giusto che continui con i piccoli. Guarda che bella questa immagine. Mettiamo le immagini dei nostri anni, cioè quelle in diretta, perché ci sono i cellulari che una volta non c'erano. Cioè, voglio dire, bellissimo il filmato col cellulare, ma insomma lo stai vivendo in prima persona. Io non arrivo a capirlo, non voglio impelagarmi in Mirko, perché discorsi. sei boomer. No, sono boomer, ma ne sono orgoglioso, sinceramente in questi anni ne sono orgoglioso, perché anch'io dico la stessa cosa che hai detto te, goditi il momento, sei in diretta, sei qui, goditi il momento, tanto quelle immagini lì non le rivedrai più. Non le guardi più, secondo me, quindi... preferiamo mettere via delle immagini che resteranno là piuttosto che godersi il momento, è vero. Lei come la pensa? Lei è un boomer, signor Loris Dalto? Appena dopo il boomer, però mi sento più di far parte di quella categoria che... E noi ci scherziamo, però poi è così, e quindi vabbè, però ne siamo orgogliosi. Chi è? Fate entrare. Ecco il nostro presidente. Venga. Buonasera presidente. Guardi, siamo più che mai contenti di vederla. Loris, dia il microfono. Sa perché siamo contenti di vederla? Perché finalmente poi ci liberano, perché vorremmo andare fuori a gustare il momento da fuori, non ci vogliono liberare. Quindi, presidente, buonasera a tutti. Buonasera a lei. Aspetta, possiamo fare una cosa, andare a vedere il primo documento e chiedere all'interessato se è lui conferma. È un caramba che sorpresa. Abbiamo beccato un frame e un filmato dove dovresti esserci. Tu ci devi... Allora, Dalto ha detto che sei tu, il sindaco anche. Attenzione. Quello lì che è arrivato. È lui. Quanti anni avevi lì, caro presidente? Non eri presidente lì? No, assolutamente. Stava facendo le prove. Là ero a scuola dei vecchi presidenti che venivano addirittura prima di Loris Dalto. Tanto ti ha dato del boomer più che mai così. Perché ho visto adesso nelle immagini che c'era il famoso Giulietto d'Oro, che era uno dei veterani del Panevin, e già è venuto a mancare tanti anni fa lui. Io là avevo qualche capello nero. Vabbè, questo filmato te lo diamo, lo porti a casa, lo mostri a tuo figlio, a tuoi figli. Sarebbe interessante magari per passargli la tradizione, anche se vedo che è più propenso per altre cose, magari far festa, anche se in realtà questa sera tutti i nostri ragazzi sono qua. E lo sottolineavamo positivamente. Senta Presidente, prima di uscire a godersi anche noi lo spettacolo, ci dica, noi non siamo stati capaci di individuare dove vanno ste faville? Allora, un attimo prima di entrare il fumo era proprio dritto. No, adesso... Però prima che ero fuori sull'accensione, buon auspicio, andava verso sera. Quindi cosa prendiamo? Buon auspicio? Assolutamente sì, assolutamente sì. Bene. E abbiamo visto anche che l'accensione del Panevin, stavamo parlando prima con i ragazzi,
a differenza dell'anno scorso che ci abbiamo impiegato 45 minuti per farlo partire. È vero, è vero. Quest'anno il tempo ci ha aiutato, di conseguenza la legna è asciutta. E poi su questa immagine dicevamo, lasciala Enzo se puoi, questa immagine dicevamo che è splendida, perché ti dà veramente il panorama, è bellissimo, la gente che c'è. E questo Panevin, questo fuoco, il campanile alle spalle. Sì, insomma, la nostra soddisfazione è proprio questo, di vedere tanta gente che ci segue ogni anno e quindi lavorare, perché è un impegno, e qua ringrazio veramente tutti i collaboratori della Proloco che in queste settimane hanno recuperato la legna, perché come tradizione ma come anche normativa non abbiamo legna di viti ma solamente vergine di bosco, quindi i ragazzi sono 2 settimane che stanno recuperando la legna e hanno fatto un grandissimo lavoro. Vedere tutta questa gente che ci dà soddisfazione per il lavoro svolto è quello che ci ripaga. Avevamo già fatto un ringraziamento a tutti i volontari, sia io che Loris che il sindaco, quindi a loro veramente e a voi della Proloco va. Perché sì, gioco facile. Ex vicepresidente, cioè giocavamo in casa. Ex presidente della Proloco, Cristian è stato, prima di sindaco, è stato presidente del calcio, collaboratore Proloco, protezione civile. Infatti avevamo l'unico dubbio sulla didascalia da mettere per Loris era mettiamo l'ex o cosa, perché era ex di tutto e quindi abbiamo scelto invece che è assessore. Io direi anche purtroppo. Diciamo anche purtroppo. Però giustamente le cose vanno avanti. Mirko, l'unica cosa che resiste di Loris è la moglie e che se la tenga stretta. Glielo diciamo poi anche a lei fuori dopo. Sì, benissimo, separata sede. Arriva il commento sicuramente. Senti, prima di uscire siamo preoccupati, eravamo preoccupati tutti e tre perché il chiosco mi hanno detto che è finito tutto? Sì. Assolutamente no. Okay. Meno male. Assolutamente ce l'abbiamo fatta, sindaco. Perché, allora, da commerciale direi magari fosse finito tutto, però in realtà abbiamo risorse perché appunto aspettandoci. Hai dati? Quanti panini avete fatto? No, non ho dati perché arrivo proprio adesso dalla base del Panevin. Però ho visto che la gente si stava portando verso il chiosco, quindi presumo ce n'è tanta di gente. E ce n'è tanta. È per questo che, prevedendo come sempre per fortuna un'affluenza così, abbiamo cercato di fare acquisti abbastanza importanti anche per quanto riguarda la carne e il pane per i panini, e di conseguenza credo che andiamo sicuri che troviamo le risorse ancora per noi. Allora, se siete come la moglie di Loris Dalto che ci state guardando, potete ancora salire a San Pietro di Feletto, frazione di Rua, c'è il presidente che vi attenderà proprio fuori, li attendi a uno. Ma magari abbiamo delle ragazze molto più appetibili. Sì, anche perché questa sera sono proprio in tenuta da Panevin. Allora, sentite, noi terminiamo qui. Ti ringraziamo naturalmente per essere venuto a darci gli ultimi indicazioni. Io ringrazio Loris Dalto, ex e attuale assessore del comune, mentre invece altro ex però sindaco del comune di San Pietro di Feletto, Botteon. Grazie per essere stati qui con noi, ragazzi. Grazie a Veneto Globe che ci accompagna in tutte le attività che facciamo. Adesso sai che il brulè deve scorrere a fiumi, non lo sai? No? Guarda, dovrebbe essere già pronto. Buona serata a tutti. Grazie, e naturalmente Enzo. Noi per il prossimo anno saremo qua, ma sì, il prossimo anno avremo l'accensione e la abbiamo benedizione. Già detto tutto, ti abbiamo risparmiato tutte queste cose, te le abbiamo risparmiate. Bravissimi, ecco. Doppio brulè. Anche triplo. Avremo un paio di camion proprio di Veneto Globe che il prossimo anno stazioneranno qui, quindi è una cosa meravigliosa, vedrai quello che ti succederà. Perché prima, sotto l'albero illuminato. Come parlavo prima con il presidente della Proloco di Vidor, non è un'occasione per chi fa meglio, perché non dobbiamo tra Proloco fare la competizione, ognuno fa meglio che può. Noi cercheremo nel nostro piccolo di far bene il Panevin e Veneto Globe nel loro grande di fare una grandissima diretta. Hai sentito che Loris ha detto, perché tu non c'eri, il sindaco, se trova i finanziamenti, se trova tutto quanto,
sto cedro grandioso che avete tornerà a risplendere. Sarebbe una bellissima cosa. Porca miseria, hai sentito? Frega in corsa. Frega in corsa, secco. Va bene, signori, grazie a tutti. Salite a San Pietro di Feletto, c'è ancora tempo. La notte è piccola per noi, come dicevano le gemelle Kessler, quindi siamo tranquilli. Possiamo chiudere, salutare e augurarvi una buona Epifania a tutti. Grazie ancora. Grazie a voi, buona Grazie. serata.
Adesso tocca a voi. Raccomando sul tornello. Allora,